Sioria, signora Zanetta, mi da gentilomo la revarisso e me consoio de esser in tea franza de quei chi ha avuto il ben de catarse schiavi dei soci e servi del suo dir. Ecco, sta qua potrebbe essere un modo che un gentilomo, imitando quello che recupereremo dai testi, per esempio, delle commedie goldoniane, un gentilomo potrebbe riferirsi a una gentildonna. E il Veneto può fare anche queste robe qua, e come tutte quante le lingue, se uno non conosce certe formule di rito, che le si tramanda sostanzialmente in tel tempo, ma si può anche studiarle, ecco, se uno non le conosce non vuol dire che la lingua non le cappia, perché se no dovrissimo dire che siccome che noi non sappiamo sta roba, non siamo in grado di fare un discorso di presentazione, diciamo con un registro alto come sto qua, elegante, non vuol dire che, che sta lingua non ha queste possibilità. No, la lingua le ha queste possibilità qua, è solo che noi non le sappiamo. Se no sarebbe come dire che siccome che 60 milioni di italiani, mettiamo 59 e mezzo, non sarebbe in grado di scrivere un discorso per il Presidente della Repubblica, allora vuol dire che o non sa l'italiano, oppure l'italiano non è la lingua perché queste persone non sono in grado di imparare un specifico registro della lingua. Le conseguenze, insomma, se giusto che capiamo, anche tramite questo piccolo esempio che ho voluto farvi a ridosso della fine della nostra maratona veneta, così manco una volta, visto che di solito sto sempre in giro in sacca e gravata, manco una volta questa maratona mi sono messo così per rappresentarvi il gentiluomo che parla con la gentildonna. Ovviamente gentil è a zeta veneta, vedi, e interessantemente gentiluomo, che è come diventare una parola solo, vedi, in realtà è formata da gentil e homo, come anche a gentil donna. Qua la forca non è mia perché se noi scriviamo a casa gentiluomo è solo per unificare la forma, no? È come quando scriviamo bon di invece del bon di, per brevità le sepeta insieme. Ma se altri infatti qua in mezzo sulla parola gentiluomo mettiamo una L piena vuol dire che va letta piena. Se invece la tagliamo, sta roba qua sarebbe gentiomo e che non è mia insomma la forma che avevamo perché in realtà sta quasi una parola fatta di do parole, va bene? Bon, anche per un po' questa puntata atipica della Maratona Veneta che abbiamo fatto, adesso a forza la coppa, fortuna sì, e adesso lo destacco via perché ne manca solo che do, vi faccio vedere, destacco via questo qua che se è il numero do, questa qua era la puntata 99, domani l'ultima puntata della Maratona Veneta si sta aprita su. Niente, se vedremo domani che sarà l'ultima puntata. Non so ancora cosa che farò. Vedremo. Boh, se vedremo domani. Ciao!